Ma ciao a tutti amici, da Napoliello87 e Forza Napolese. Pensavate che ero scomparso, eh? Invece no, Napoliello è sempre qui. Non muore mai, non sono andato da chi l'ha visto. Allora, parliamo di cose serie, parliamo del calciomercato del nostro Napoli, che abbiamo visto già all'approdo Demme, ma anche Lobotka, anche se per pochi minuti Lobotka, ma presto lo vedremo in qualche partita e farà il titolare. Almeno penso io, però giocherà di sicuro. Allora, Dem, per come l'abbiamo visto, è un ottimo giocatore, sta facendo bene, si è già integrato bene nel Napoli, l'abbiamo visto palla al piede, possesso palla, come gestisce la palla, perché lui, diciamo, fa il mediano ma dirige anche il gioco del Napoli come regista. Stesso ruolo lo copre anche Lobotka, che abbiamo visto solo per poco, ma anche lui sembrerebbe un giocatore di qualità. Vedremo come si inserirà anche Lobotka. Tralasciando questi due giocatori, ci sono dei nuovi acquisti del Napoli, ovvero Matteo Politano. Sì, Politano che verrà a far parte del Napoli anche lui, 20 milioni all'Inter, un ottimo esterno offensivo Politano. All'Inter la stagione con Conte si è visto poco perché Conte gioca con il 4-4-2 e ovviamente gioca con le due punte, gioca Lautaro e Lukaku titolare. Politano non trovava lo spazio per giocare. Politano invece è perfetto per un 4-3-3. Nel modulo del Napoli ci sta proprio a ciliegina, proprio fa la ciliegina con una coppa alla torta, come vuol dire fa. Cioè, con Spalletti giocava perché comunque l'Inter giocava con tre attaccanti offensivi, se non vado errato, due esterni e la punta. Il Napoli gioca con il 4-3-3 e Politano fa il caso del Napoli. Allora, cosa mi fa pensare questo fatto? Politano è un bel giocatore, salta l'uomo, c'ha un bel sinistro, mi piace come giocatore, è anche giovane, però cioè, ci servono giocatori ancora meglio secondo me. È vero che ora entrando Politano c'è la possibilità che Callecon vada via, perché se abbiamo preso Politano un esterno partirà, o Younes o Callecon andranno in partenza, uno dei due potrebbe partire quasi sicuramente. Riguardo i terzini, Ramani è stato preso però per giugno. Poi si cercava qualche altro terzino, mi sembra dal PSV Eindhoven, insomma, il Napoli cercava un altro terzino. Ora non so per certo se si chiuderà, comunque su questo mi informerò di più. A parte Lobotka, Dem e Politano, il Napoli sta anche per trovare l'accordo per Ciro Mertens, un rinnovo. Speriamo che lo rinnovano, perché Mertens secondo me può dare ancora tanto a questo Napoli. Ci serve Ciruzzo, Ciruzzo fa delle giocate, a volte ti inventa la giocata e ti fa vincere la partita. Per questo Ciro è da rinnovare assolutamente. Callecon, mi dispiacerebbe se parte perché comunque è stato tanto tempo a Napoli, però se Callecon è questo, dispiace, ma proprio a malincuore dirlo, ma possiamo farne anche almeno, cioè mi piace il cuore, ma è così. Se i giocatori non rendano più è giusto che vadano, perché il Napoli si deve rinnovare, deve ripartire dai giocatori forti che ha e aggiungere giovani talentuosi, giovani di talento. Poi è stata acquistata anche Petagna per giugno, un buon, diciamo un ottimo attaccante che ha fatto vedere delle cose positive nella spalla, però al Napoli secondo me serve molto di più. È vero, il Napoli punta sui giovani di talento perché non può permettersi giocatori di esperienza, perché poi ovviamente il cartellino costa tanto, più l'ingaggio, cioè vai alle stelle, il Napoli si può permettere giovani che poi vengano fuori con qualità, come abbiamo visto Fabian Ruiz dal Betis, abbiamo visto lo stesso Zielinski quando è stato preso dall'Empoli, come altrettanti giocatori che ha preso dall'Empoli il Napoli. Comunque il Napoli ha un'ambizione e fino ad ora a colpi di mercato non ha mai sbagliato Giundoli, difficilmente ha sbagliato qualche colpo di mercato il Napoli. Speriamo bene, diamo fiducia a Gattuso, diamo fiducia alla società De Laurentiis che facciano un buon mercato e che portano i risultati, perché a noi napoletani ci interessa ora più che mai i risultati, che il Napoli ritorna dove era, che il Napoli ritorna dove merita, perché questo Napoli ha tanta qualità, ha sempre avuto tanta qualità, ha i giocatori per poter
far bene, mancano i risultati. La stagione è un po' bugiarda perché questo Napoli è stato anche tanto sfortunato, fra pali, palloni che non volevano entrare e tutto altro, episodi a sfavore, ma non solo questo. È vero anche che non è più il Napoli di una volta con passaggi di prima, con velocità. È cambiato qualcosa, è cambiato il mister, sono cambiate tante cose, anche nella testa dei giocatori, cioè per questo si punta su altra gente che possa dare nuovi stimoli a questo Napoli e ritornare dove eravamo prima. Comunque, riguardo questo, qual è il mio pensiero? Il Napoli ha acquistato tanti giocatori, fra Lobotka, Demme, Politano, Petagna, Ramani per l'anno prossimo anche lui. Cioè, si sta muovendo tanto per acquistare tanti giocatori giovani e di prospettiva per un futuro. Cosa mi fa pensare però questa cosa? Puoi pensare positivo da una parte perché ha preso tanti giocatori, ma dall'altra parte perché ha preso così tanti giocatori per allungare la rosa? Cosa che non ha mai fatto il Napoli. Se ci giriamo intorno, qualcosa è sempre mancato al Napoli, un centrocampista o due o un attaccante. È sempre mancato qualche giocatore per allungare questa rosa al Napoli e arrivare a vincere il campionato, come eravamo sempre secondi, ci mancava sempre qualcosa da puntellare e allungare. Cosa mi fa pensare? Cioè, se fai queste cose, perché lo fai? Allora, il mio pensiero è De Laurentiis ha preso tot e tot i giocatori perché l'anno prossimo potrebbe partire Callecon, potrebbe partire Tizio, Allan, potrebbe partire Fabian Ruiz. Vado a pensare lì. Perché vado a pensare lì? Perché ha preso così tanti giocatori che partiranno dei giocatori, perché sennò sono troppi gli acquisti che ha fatto. E la mia paura è che partiranno dei top giocatori che ora è il Napoli, perché se partono dei giocatori importanti per fare spazio a dei giocatori che ha preso ora, tipo parte Allan per fare spazio a Lobotka, parte Fabian Ruiz per fare spazio a Demme, vi voglio bene, con tutto rispetto per Demme, con tutto rispetto per Lobotka, ottimi giocatori, ma con Allan e Fabian Ruiz, cioè la differenza è tanta secondo me, il livello scende, va a calare se il Napoli pensa di fare queste cose. Invece se aggiungi questi giocatori alla rosa per allungare la rosa e renderla più competitiva, allora sì, ti dico grande presidente, finalmente ci è arrivato, hai visto le difficoltà e sei andato a piazzare dei colpi che mancavano a questo Napoli, a Safamaron. Ma se non fai così e cerchi di prendere e poi vendere, allora stiamo appunto da capo, anzi stiamo peggio, vi dico, perché stiamo peggio, perché è vero, poi se non vogliono restare i giocatori, allora ti capisco, non vogliono restare i giocatori, ma tu devi andare a prendere comunque altri giocatori di un livello superiore a quelli che hai preso ora, non che fanno schifo Demmelo Botka, capiamoci, sono degli ottimi giocatori, ma non li ritengo a livello di Fabian e Allan, che sono due giocatori, secondo me, mostruosi, due giocatori forti che quando giocano col sangue all'occhio, quando vogliono fare la partita e vogliono veramente giocare, hanno delle qualità enormi. Fabian Ruiz quando è in partita, fa paura, come Allan. Ora Fabian Ruiz in queste partite sta facendo schifo, proprio non sta muovendo più, non lo so, saranno le voci di mercato. Vedremo, questo vedremo. Non ci voglio mettere la mano sul fuoco, però questo è il discorso che volevo fare, così come l'attacco, se parte uno per Petagna, cioè, capire queste cose, voglio mettere in chiaro e basta. Tralasciando il calciomercato del Napoli, parliamo dei biglietti della partita Napoli-Barcellona, il quale il presente Napoli il 87 sarà al San Paolo, perché già prenotato tutto. Comunque chi mi vuole venire a vedere, se volete stare con me, prenderci un caffè insieme, guardarci la partita dallo stadio assieme, io andrò in curva per Napoli-Barcellona. Comunque poi sì, ci sentiamo per Facebook, per YouTube, se mi volete messaggiare, se venite a vedere la partita. Allora, però la cosa più fondamentale è, per tutti quanti, non solo per me, per tutti noi tifosi del Napoli, che ci teniamo al Napoli. Allora, qual è? Che biglietto alle stelle, ma
Ma si può vedere queste cose? Cioè, i biglietti Napoli, Barcellona, voglio. Le curve a 70 euro. Ma chi si è asciutto fuori da capo, presidente? Che si è fumato, voglio? Che cosa si è fumato? L'erba dei prati? Chi si è fumato? Cioè, io non lo so, io non capisco. Che c'è si va? A terra marce, che vero? Non lo so. Perché? Perché ora vi spiego. Non soltanto per me. Magari uno sta a Napoli, non c'ha un lavoro, come cazzo fa? Un altro come me, che viene da Pisa, no? Cioè, se viene dalla Toscana, deve spendere già tot di treno, poi deve spendere per l'hotel, poi deve spendere, vabbè, mettiamoci a casa lì, devi spendere quello, devi spendere il treno, andate e ritorno, devi spenderti per mangiare, devi comunque andare allo stadio per pagarti il biglietto. Sono soldi, ragazzi, sono soldi, mica sono lire. Per esempio, invece vai ai distini sono 130 euro. Voglio, ma stiamo scherzando. Quando andai a vedere Napoli-Arsenal o Napoli-Benfica, che tengo a cadere, io pagai ai distinti 50 euro e nelle curve stava 30-40 euro. Cioè, questo ti fa capire. 190 euro e tribune Nisida, Family, cioè, quando è quell'altro? 250, quando sono quell'altro e tribune Posillipo? Voglio, io non lo so, non mi faccio capace. I prezzi alle stelle veramente. Ma chi se può permettere questi soldi? Ti capisco, De Laurentiis, che devi guadagnare per la società, quello e quell'altro, il bilancio, quello che dice e dice. Però voglio, cioè, pensa pure alla gente che non può permettersi una cosa del genere. Se tu avevi fatto i prezzi del biglietto più equilibrati, sui 50, 60, la gente ci veniva molto più volentieri. Io ci vengo perché tifo Napoli e ci vengo ovviamente al di là di tutto perché questa partita la volevo vedere Napoli-Barcellona. Cioè, una volta capita, ora quando ci ricapita giocare col Barcellona. Spero ci ricapiterà e comunque ci vengo. Però c'è gente che non se lo può permettere, capito? Cioè, pensa anche all'altra gente, ovviamente. Non pensare solo all'interesse, è vero, l'interesse della società ci deve essere, ma questo è, cioè, questa è una follia, Presidente, è una follia. E niente, voglio, fatevi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, del calciomercato, degli acquisti che abbiamo fatto, la paura vostra che qualcuno possa andare via. Fatemelo sapere nei commenti, così vi rispondo e ne parliamo assieme. Fatemi sapere dei biglietti, secondo voi i prezzi sono giusti, sono elevati. È vero che giochiamo con il Barcellona, è una partita importante, anche il presidente l'ha pensato furbamente, ha detto e vabbè, tanto i prezzi anche se sono alti, i tifosi del Napoli sono innamorati del Napoli, vengano uguali, anche se il prezzo è alle stelle. L'ha pensata bene il presidente, è furbo. Chi le tiene 4-5 occhi, mica è scemo. L'ha pensata bene e scemo come noi ci vanno, ovviamente. Io ci vado perché sono innamorato del Napoli e ci vado. È una partita bellissima, voglio. Napoli-Barcellona, l'ho detto. Non so quando ricapiterà e per questo la ritengo un'occasione e ci andrò. Però ovviamente vado in curva perché i prezzi sono molto alti. Chi vuole venire sono presente a Napoli, ci sentiamo come ho detto tramite i social. Niente, fatemi sapere anche dei biglietti cosa ne pensate riguardo il prezzo. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al canale, che ci avremo San Paolo insieme, con ciucciarello, ma parto pure con ciucciarello. Buona serata a tutti amici, da Napoliello87 e forza Napolès, voglio.